Parla Fanazzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'Azzurra, ma prima, se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Victor Osimhen e il suo sogno nel cassetto, vincere una Champions League. Il giocatore lo aveva confidato proprio ad Aurelio De Laurentiis nel 2020. Questo è quanto riportato dal quotidiano: voglio vincere la Champions. E così il tecnico, che finalmente può allenarlo con continuità, sta sfruttando al massimo ogni seduta per avere alla ripresa pronto a scattare quello che sta diventando il centravanti dei sogni di molti, considerando velocità, forza fisica e una elevazione di testa fuori dal comune. Nel resort di Belek, vicino Antalya, Spalletti sta puntando a dare fondo e forza ai suoi. E per Victor c'è sempre un supplemento di lavoro tecnico e tattico che il giocatore per generosità chiede. Perché ha voglia di migliorarsi, per vincere qualcosa di importante. Nemmeno sognabile per il bimbo che vendeva acqua per le strade di Lagos. E non è solo lo scudetto il suo obiettivo. Il sogno vero, Osimhen lo rivelò a Capri, nel primo incontro avuto col presidente De Laurentiis, era l'estate del 2020. Io voglio vincere la Champions! Da febbraio ricomincia anche in campo europeo un cammino che non può avere preclusioni. Pur essendo sempre un sogno. Ehi, fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.